Sindaco, questo appuntamento dei Teatri di Pietra è diventato importantissimo per Cattolica Eraclea, c'è un pubblico che ogni anno torna ed è comunque uno spettacolo di grande qualità. Sì, ormai da 12 anni, quest'anno c'erano un po' di problemi, siamo arrivati in ritardo non per colpa nostra, abbiamo fatto delle battaglie e ci siamo riusciti. Ringrazio i poli museali, ringrazio la sovrintendenza e in particolare l'assessorato. Finalmente spero di essere una bella serata per tutti i turisti che tanta gente nel Palermitano cose chiamavano costantemente perché sono innamorati di questi teatri di Pietra, quindi la continuità non si è persa e speriamo che si vada avanti. Questa sera una serata particolare perché inauguriamo il parco e le sede avute di un finanziamento. Mi parlava poco fa di un itinerario turistico-culturale, quindi un altro supporto al turismo e all'interessante sito di Cattolica Eraclea ed Eraclea Minoa. Sì, abbiamo avuto un finanziamento di 400.000 euro circa, in cui c'è un itinerario turistico che collega il teatro con la Foce e Fiume Platani, in cui in questo finanziamento veniva compreso pure il parco e le sedi per i teatri di Pietra e queste sere vengono inaugurate. Sindaco, lei è, possiamo dire, neoeletto, come sono stati questi primi giorni di gestione di questa città e cosa la aspetta per il futuro? La cosa che sono giorni pesanti perché Cattolica con Eraclea Minoa triplica come abitanti. Oggi è la soddisfazione che c'era tanta e tanta gente, quindi abbiamo aumentato il flusso turistico, ci sono tutte le attività commerciali che lavorano abbastanza bene. Ci siamo dedicati alla pulizia della spiaggia, alla pulizia del paese, quindi i turisti sono orgogliosi quest'anno e sono più tranquilli. E noi fortunatamente riusciamo ancora ad oggi a mantenere gli impegni, diciamo, con i cittadini, perché è un evento a cui molti tengono e c'è una fascia di persone, diciamo, che ha avuto modo di studiare i classici. Queste rappresentazioni gli fanno rivivere i momenti, i testi e il fatto che ci siano commedie di Aristofane fanno capire che noi le tragedie classiche continuiamo ogni anno a portarle in scena. Le difficoltà che versano le amministrazioni hanno impedito di programmare anzitempo questa iniziativa, ma con gli sforzi, con la determinazione, diciamo, dell'assessore al ramo Nino Rizzuto e del nostro sindaco Santo Borsellino siamo riusciti veramente con soddisfazione a mantenere quegli impegni che ogni anno abbiamo portato avanti in questo sito, un sito che si promuove da solo, ma eventi di questo tipo danno sempre maggior visibilità e promuovono quelle risorse, quelle potenzialità di un territorio e che spingono la gente incuriosita a venirlo a visitare, e grazie a questi momenti noi riusciamo con uno sforzo non indifferente a presentare ogni anno 2 manifestazioni estive, una a Cattolica Eraclea per i cittadini che risiedono nel paese e un'altra di Eraclea Minoa per tutti i residenti e le persone, diciamo, dell'Interland che ogni anno sono abituate a questi eventi di tutto rispetto.